Corsa di chiusura dal Savio, 2 ritiri, quelli di Extra Yankee che era al debutto e quello di Elettra d'Or. Lo schieramento: Eva Trio, Eric Star, Ermete di Poggio, Poison Love, Era di Luce Lux in prima fila, Elmo Jet, Evelyn Cole, Electra Lam, Epico in seconda. I favori in chiusura per Ermete di Poggio, numero 3 Massimo Barbini, macchina intanto che accelera, lascia sfilare i concorrenti con tentativo di Poison Love di assumere l'iniziativa, vi riesce in poche battute nei confronti di Eric Star, che in seconda posizione è partito molto bene con l'11, invece Epico che va direttamente terzo. Poi vediamo all'esterno Era di Luce Lux e intanto in vantaggio è sempre Poison Love. Partito con cautela invece Ermete di Poggio, 400 iniziali in 36 con al comando Poison Love che continua a guidare, mentre all'esterno c'è Era di Luce Lux che copre quasi interamente Eric Star. In terza posizione Epico, cerca di farsi luce anche il favorito Ermete di Poggio, uno dei più attesi almeno, Ermete di Poggio. Tanto continua a condurre Poison Love Elvin, ha completato gli 800 iniziali in 1:1:5, quindi l'andatura è piuttosto sostenuta da 1:16:8. In seconda posizione si mantiene Eric Star con all'esterno Era di Luce Lux. Alla corda in terza posizione c'è Epico, raggiunto da Ermete di Poggio, poi Eva Trio che è spostato dalla corda, seguita da Evelyn Cole, gli altri. Primo chilometro se n'è andato in 1:22:4. Intanto vediamo il passaggio al completamento dei 1200 metri. Mancano ora 700 metri alla conclusione, la situazione tattica non cambia, in vantaggio è sempre il numero 5 Poison Love Elvin con Alberto Garruto. All'esterno si impegna sempre Era di Luce Lux, alla corda c'è Eric Star, numero poi 7 Elmo Jet Ermete di Poggio, quindi Epico. Cavalli che entrano sulla curva conclusiva sempre condotti da Poison Love Elvin. Seconda posizione per Eric Star, all'esterno cala Era di Luce Lux mentre accelera sensibilmente Poison Love Elvin, che entra con una ventina di metri di vantaggio addirittura d'arrivo. Poison Love Elvin viene a vincere netto, sbaglia invece Eric Star. Il secondo posto è una lotta fra Epico e Era di Luce Lux ed è Epico che sul palo coglie la seconda moneta su Era di Luce Lux. 1:17 netto il ragguaglio conclusivo, 34 a chiudere dopo 36 di penultimo quarto, 1:1 a chiudere. La vittoria per Poison Love Elvin Alberto Garruto in sediolo, la prima vittoria in carriera su 4 uscite. Questo Super Foto Cosmos e Poison Valley. Poison Love Elvin viene a vincere con Alberto Garruto per conto del team Holger Elert e del signor Gianni Marotto. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per martedì prossimo 8 agosto con la quarta ed ultima semifinale del Super Frustino Tommaso Grassi Award.